Calypso SBF, Zoello, Zuvetic CSM, Zila Jet, Ulder Nordfrom, in seconda linea Cleopatra, CAF, Un Sogno Sartore, Corcovado. Macchina che accelera, partiti con tentativo di Calypso di mantenere il vantaggio della corda, insiste però all'esterno Zoello e a largo anche Zuvetic CSM, passa Zoello sulla condiscendente Calypso, all'esterno subito Zuvetic CSM che a sua volta prova ad andare a chiedere strada a Zoello, però una volta al comando replicherà sicuramente Zoello contro Zuvetic. I due si staccano in lotta davanti a Calypso SBF, ne scaturisce un parziale in 29-8, un quarto iniziale, poi Zuvetic rimane lì e non attacca più. Corsa che ora, una volta delineate le posizioni, sembra rallentare. 46,4 il passaggio ai 600 metri, ma c'è la progressione in terza ruota da parte di Zila Jet. Zila Jet avanza con decisione, va su Zoello e dopo 800 metri si avvantaggia, non riesce ancora a superarlo completamente. Insiste Zila Jet e all'altezza del chilometro sfila su Zoello. Zila Jet in vantaggio, Zoello in seconda posizione, poi Zuvetic e Calypso che sposta all'esterno, cala invece Zuvetic, 400 alla conclusione, con Zila Jet in vantaggio su Zoello. Calypso ci prova, ma è sempre in netta evidenza Zila Jet che a fine curva prende due lunghezze di margine di vantaggio, entra nettamente in testa in dirittura d'arrivo, deve ormai soltanto trottare per una centinaio di metri. Zila Jet ritorna alla vittoria. Il sediolo Vincenzo Ferranti, il secondo posto a centropiste conquistato probabilmente da Un Sogno Sartor che finisce forte a piegare Zoello. 1:15,7 il ragguaglio conclusivo, 31,2 a chiudere, ma 29 di là per i penultimi 400 metri. Prestazione di sostanza per Zila Jet che esce al passaggio e al chilometro riesce a sfilare, mentre per il secondo posto vedete sul palo è il numero 8 Un Sogno Sartor che piega di misura Zoello che è quindi terzo. Successo per Zila Jet e Vincenzo Ferranti, per training dello stesso Vincenzo Ferranti e della signora Lucia Pasqualini.